Speriamo che nei prossimi giorni venga messa la parola fine a questa contraddizione normativa da parte del governo, anzi lancio davvero questo appello perché il libera tutti nelle strade rischia di diventare davvero pericoloso, perché l'idea che si possa correre in modo impunito a qualsiasi velocità in tutte le strade francamente mi preoccupa molto. Terremoto autovelox, preoccupazione per la sicurezza stradale ma anche per le decine di milioni di euro, almeno 50 per il solo Veneto, già messi a bilancio dai comuni e che ora rischiano di saltare. La sentenza della Cassazione, che ha annullato la multa dell'autovelox in tangenziale a Treviso, rischia di avere l'effetto di una valanga in tutti i comuni d'Italia dove è stato installato questo tipo di apparecchiatura per il rilevamento della velocità. Autovelox autorizzati dal Ministero ma non omologati perché ancora non esistono i parametri di omologazione stabiliti, una contraddizione normativa che potrebbe tradursi in una tempesta di ricorsi con ottime probabilità di venire accolti. Solo a Treviso sono a rischio tra i 5 e i 6 milioni. Treviso che di fatto ha congelato le sanzioni che verranno elevate da ora in avanti, essendoci 90 giorni di tempo per la notifica, 90 giorni nei quali il sindaco Conte spera venga risolta la questione. Parlo per tutti i sindaci del Veneto che hanno degli autovelox che, ripeto, sono degli strumenti di sicurezza stradale. Gli autovelox, per esempio in tangenziale, ci hanno consentito di azzerare la mortalità e l'incidentalità di quella strada e quindi chiediamo che venga fatta chiarezza, che venga corretta la norma, perché così si è creato un cortocircuito dannoso soprattutto per i nostri cittadini. Diversa la posizione del presidente della provincia di Treviso, già in passato polemico sugli autovelox, utilizzati, disse, per fare cassa. A me viene in mente la ratio iniziale di questo strumento, cioè essere applicati in quelle strade extraurbane dove i limiti sono a 90 all'ora e là insomma se si corre a 90 all'ora mica è proprio una velocità così bassa. Nel tempo poi insomma ci sono stati abbassamenti di limiti a 70, a 50, abbiamo visto il caso di Cadoneghe e questo insomma diventa difficile da giustificare a coloro che prendono una multa a 56 km all'ora che dedotti dei 5 arriva a 51 ed è vero che c'è una regola, ma è altrettanto vero che è una regola che è cambiata nel tempo e porta a un sentimento di ingiustizia.